dopo un percorso di un paio d'anni di emersione, diciamo, di questa esigenza che sentivamo tanti operanti in questo settore, riuscire a riconoscerci nel mestiere sostanzialmente, siamo riusciti effettivamente proprio l'altra sera a costituirci come categoria e siamo effettivamente perfettamente in tema con la convention, no? Però effettivamente che categoria siamo? Chi siamo? Perché non diamo per scontato, l'ICT significa Information Communication Technology, gli informatici, banalizzando, perché un informatico è un artigiano, è un passaggio che magari a qualcuno può sfuggire. Un informatico è un artigiano perché utilizzando dei componenti, delle materie esistenti nel mercato che possiamo acquistare tutti, le elabora e effettivamente produce un prodotto personalizzato o una soluzione personalizzata per quel problema. Ad esempio, noi possiamo pensare, forse un esempio classico, un computer lo si può acquistare anche al centro commerciale, tutti siamo in grado di farlo, però mettere insieme una serie di computer, pensare come possono servire, come possono essere utilizzati all'interno di un'azienda per risolvere un problema, è un'attività tipica del nostro settore. E quindi noi abbiamo appunto fra i soci, adesso mi è chiesto anche di fare un piccolo focus sui numeri, abbiamo nei soci attività appunto di hardware, lo chiamiamo di hardware, quindi di chi produce o anche configura dispositivi computer, paralizzando, ma anche una bella fetta di softwareisti, programmatori, cioè chi, anche in questo caso io ne faccio parte di questa seconda fascia di professione, di chi acquista, qui va un po' più difficile, acquista i bottoni che si mettono nelle negli schermi, nei computer, dicendo così, no? Le etichette dove vediamo i dati, li assembla insieme per li fa comunicare con internet, con il database e permette di visualizzare le informazioni e poterci interagire con il click del mouse, insomma. Spero di aver chiarito un po'. Ecco, noi, lo studio che vediamo anche nella cartellina, diciamo che è stato fatto una sintesi su dei codici attività che sono state associate all'ICT e risulta che in Veneto ci sono quasi 4.500 aziende di questo settore, che fanno questa attività, si occupano di questo settore. Ecco, quindi diciamo un numero interessante. Quante ne associate voi? Ecco, noi non ne associamo tutte, perciò anche come associazione è un'opportunità di cercare di avvicinare. È un mercato da andare a prendere. Un mercato associativo, se può dire così. No, effettivamente ormai non siamo visti come appetibili, dobbiamo diventarlo facendo attività. Infatti lo scopo anche dell'associazione di una categoria di questo tipo è di organizzare attività che permettano di avvicinare questo tipo di imprese per anche associarle e comunque fare network fra di noi. Ecco, è un settore che va un po' in controtendenza rispetto alla crisi, ma si poteva anche aspettarsi, specialmente in alcune attività, cioè ci sono delle attività che chi produce hardware sente, cioè chi produce elettronica, quindi sente un po', adesso semplifico, sente un po' più la crisi perché l'elettronica si sta spostando da anni ormai verso altri luoghi come produzione, mentre magari segnalo proprio dei trend di crescita pazzeschi proprio nel software, cioè nelle teste. Segnalo ad esempio produzione di software in più 42%, che è assolutamente un tasso fuori dai trend, altri servizi informatici più 25%, quindi assolutamente tassi di crescita interessanti. Poi effettivamente ci sono anche altri dettagli. Sento fortemente di dire che questa categoria, e qua cito il presidente Sbaichero al suo inizio del discorso, è una categoria che va verso le altre categorie, cioè noi cresciamo se le altre categorie crescono, quindi noi ci teniamo veramente, è una simbiosi, no? Se noi riusciamo a far crescere le altre categorie cresciamo anche noi. Ecco. Avete un ruolo di traino. Vorrei anche aggiungere, visto che si parlava di parole chiave all'inizio, una keyword che per me è conversione, conversione non nel senso di ROI, religioso del termine, ma la tecnologia fine a se stessa non ha senso. La tecnologia che converte verso il business e quindi effettivamente aiuta le altre imprese, gli altri settori a crescere, è la conversione, quello che è il nostro obiettivo. Anche perché è un parametro, quello appunto del ROI, del return of investment, che è assolutamente misurabile e chiunque lo applica alla propria attività artigianale penso che possa vedere
nel giro di brevissimo tempo il ritorno concreto nel proprio bilancio, insomma, quindi assolutamente cose da applicare. Però vi segnalo che nella cartellina, a proposito di, diciamo, più social network eccetera, avete questo questionario che vi invito a compilare, in cui Confartigianato Veneto, che è già, diciamo, abbastanza avanzata sulla comunicazione multimediale, molto avanzata, vi invita a segnalare i vostri account Facebook, Twitter, YouTube, la vostra mail, perché in questo mondo qui appunto gli amici di Confartigianato ICT ce lo insegnano, fare massa critica e mettersi insieme e aiutarsi a rimbalzare, a fare rete è assolutamente fondamentale, giusto? Assolutamente, infatti colgo la palla al balzo perché bene, siamo nati, adesso cosa facciamo? È bello perché magari si ha un po' più carta bianca, però effettivamente non abbiamo un passato magari da aggiornare o comunque da prendere come esempio. Noi vorremmo, a parte attività a uso interno, cioè formative per, diciamo, professionalizzanti, per i soci, ma soprattutto noi vogliamo collaborare con le altre categorie, metterci proprio a disposizione eventualmente per fare degli approfondimenti, cioè noi abbiamo veramente delle personalità molto interessanti che potrebbero essere degli esempi, cercare di capire come si può collaborare proprio per gli altri. Mi piace tantissimo l'esempio di Calzolai perché effettivamente chi è che va a pensare allo scanner, ma hanno avuto veramente la lungimiranza e faccio i complimenti perché effettivamente è una scelta proprio di mercato intelligente, obbligata questa. Se posso ci tenevo a fare una specie di appello. Noi ci siamo costituiti con il minimo, diciamo, delle province necessarie. Volevo cogliere l'occasione. Quali sono? Attualmente sono Vicenza, Rovigo, scusate, e Treviso. Sì, non volevo citarle per evitare di fare per differenza. Comunque volevo invitare appunto anche gli altri territori magari a segnalarci dei nominativi che possiamo contattare per cercare di creare appunto questa rete per l'importanza che ho detto